Presidente Serracchiani, lei ha convocato oggi un incontro con i rappresentanti del mondo del credito e della finanza e una conseguenza del protocollo d'intesa stipulato il 14 gennaio col Ministero dei Trasporti e la Regione Veneto. Stiamo parlando naturalmente della rete autostradale attualmente di pertinenza di Autovie Venete. Oggi abbiamo fatto un incontro importante che è appunto la conseguenza del protocollo firmato con il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Veneto. Abbiamo iniziato a ragionare con i soci, in particolare le banche di Autovie Venete, lo abbiamo fatto ad un tavolo in cui l'amministrazione regionale è accompagnata da Friulia e da Autovie Venete, con l'obiettivo noto di costituire appunto una trasformazione di Autovie Venete in house per poter approfittare della possibilità di prorogare la concessione autostradale al 2038, questo ci permette ovviamente anche di portare avanti gli importanti investimenti che abbiamo messo in campo. Ci sono delle tempistiche da seguire che sono abbastanza strette. Diciamo che l'obiettivo è arrivare al 2017 già con chiaro le modalità con cui si costituisce questa società in house. Ovviamente siamo consapevoli che dobbiamo fare delle scelte di campo e quindi capire anche con quale forma il soggetto in house opererà, e lo facciamo evidentemente ad un tavolo tecnico in condivisione con gli altri soci di Friulia e di Autovie Venete. Ingegner Castagna, la concessionaria futura che potrebbe essere però anche l'attuale, che potrà operare fino al 2038, potrebbe essere sia la stessa Autovie Venete senza più soci privati, oppure ci potrebbe essere una nuova aggregazione, una NewCo come si chiama. Queste sono le due ipotesi che lei ha affacciato oggi in questo incontro introduttivo al tavolo tecnico. Sì, in realtà queste sono proprio le due opzioni che i soci nostri in questo momento stanno esaminando, e noi come Autovie ovviamente riteniamo che entrambe le soluzioni siano soluzioni che presentano dei vantaggi e degli svantaggi. Il mantenere l'Autovie come la futura società che potrà essere quella a cui verrà affidata la nuova concessione ovviamente presenta un vantaggio rispetto alla NewCo, che è quella di dare continuità da un lato ai lavori importanti che stiamo eseguendo e quindi dare continuità alla realizzazione della parte più critica della terza corsia, che è il tratto da Portogruaro a Palmanova e che necessita di finanziamenti adeguati, e il fatto di poter mantenere Autovie, questo faciliterebbe ovviamente il reperimento di questi finanziamenti. Dall'altro lato la NewCo anch'essa ha dei vantaggi di per sé, perché iniziare con una nuova società potrebbe anche consentire di avere anche di altri soci pubblici interessati a partecipare a questa nuova compagine, e per cui anche questo potrebbe essere interessante, perché ridurrebbe allora l'esborso necessario per liquidare i privati. Quindi le due opzioni presentano questi due vantaggi e svantaggi che devono essere attentamente valutati dai nostri azionisti, e mi auguro che questa valutazione venga svolta il più breve tempo possibile, per poi poterci sedere al tavolo per discutere del nuovo schema di concessione. Un aspetto importante è la continuità dei lavori. Ricapitolando, si può dire che realizzato il primo lotto, adesso presto si intende partire con il secondo, con il terzo. Certamente, perché come dicevo la parte più critica del nostro asse autostradale interessata alla realizzazione della terza corsia è proprio il tratto che va da Portogruaro a Palmanova. Noi siamo ormai pronti per iniziare col terzo lotto, che è quello che va da il futuro casello di Alvisopoli a Gonars, e con il primo stralcio del quarto lotto che va da Gonars a Palmanova. Il primo stralcio del secondo lotto, che è quello che congiungerà quindi Portogruaro al futuro casello di Alvisopoli, sarà di prossimo ormai è completato la progettazione definitiva, e quindi sarà possibile metterlo a gara entro la fine dell'anno. Per cui tutto questo tratto noi confidiamo che possa essere pronto entro il 2020 progressivamente.